Ciao a tutti, bentornati a Wonderland. È un po' di tempo che non facciamo qualche tutorial e siamo quindi di nuovo qui per vedere, come tutte le volte, qualche piccolo tip, qualche piccolo trucchetto per migliorare il surf skate e di conseguenza il surf. Eccoci a Londra, è caldo, è vuota, però quando è caldo le ruote slashano di più. In ogni caso oggi parleremo principalmente di come si prende velocità, il che vale col surf skate e vale anche quando si fa surf sulle onde. Ecco, quindi vediamo di capire come prendere velocità. La velocità nel surf si prende eseguendo quel movimento che si chiama pumping. Il pumping, che poi vale con tutto quello che è tavola, c'è anche nello snowboard, c'è anche nello skateboard, nel long skate, in tutte le discipline. Il pumping è un movimento che si fa andando a piegarsi e riaprirsi per cercare di spingere e accumulare velocità. Consiste ad andare su e giù, su e giù. Non è, come fanno molte persone, questo di anca, non è di anca, è un movimento che va dal bacino, con le ginocchia va giù e va su. Ed è poi lo stesso movimento di compressione che si fa più enfatizzato, più marcato, quando si va a eseguire un bottom turn o anche in altre circostanze. Il pumping è quindi questo movimento che non deve essere a sé, ma deve essere, diciamo, sincronizzato col flow di quello che stiamo facendo. Il flow è il ritmo relativo alla cosa che stiamo facendo. Intendo dire, per esempio, un surf skate, il flow è il ritmo che dobbiamo dare alle ruote per poter muovere e generare velocità invece che annullarla, perché se noi facciamo un pumping che non è in flow con lo skateboard, non è in flow per esempio con l'onda, anche se lì poi la dinamica è diversa, invece che generare velocità noi la andiamo ad annullare. Poi il flow è anche quello che hai in una bowl quando cerchi di fare le linee, che sia col surf, che sia col surf skate, che sia con lo skateboard normale, o anche in una pump track per esempio, dove devi cercare il flow della pista per prendere velocità. Chiaramente, se parliamo di un long skate, un surf skate o altre circostanze, il flow è determinato da una struttura fissa e dalla larghezza e dall'ampiezza di quello che sono gli attacchi, le ruote e la struttura appunto dove stiamo andando. Su un'onda il flow invece è la nostra sincronizzazione con l'onda, oltre che con la tavola. In quel caso avremo a che fare anche con l'onda e quindi il flow è determinato dalla natura, mentre invece in quest'altro caso andiamo a trovare il flow con quello che è la tavola, con quello che sono gli attacchi, con quello che sono le strutture. Andiamo a vedere. No, non si fa così. No. Il movimento è questo, il pumping.